Un lungo tour nella macchina delle vaccinazioni del Veneto, dalla Laguna a Verona passando per l'eccellenza padovana. Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale per la campagna vaccinale, ha potuto sentire da vicino i giri del motore messo in funzione dalla sanità veneta. Con lui il governatore Luca Zaia e i vertici della sanità regionale per una sorta di tagliando che arriva in un momento molto delicato della guerra al coronavirus. In ballo ci sono 20 milioni di dosi che dovrebbero arrivare a livello nazionale entro un mese e il commissario ha confermato la volontà di agire con il bilanciamento della fornitura fra le regioni, evitando quindi di tenere scorti in magazzino. Una notizia che una regione come il Veneto, in grado di tenere ritmi altissimi, può far presupporre una nuova accelerazione nella campagna vaccinale. Ha avuto un modo di anche verificare cosa significhi Veneto, cosa significhi organizzazione. Quindi il mio ringraziamento alle 1300 persone che ogni giorno nei 60 centri vaccinali del Veneto sono lì schierati per le vaccinazioni. Noi siamo i primi in Italia per vaccinazioni, l'ho detto anche il generale, frutto del grande lavoro organizzativo e ovviamente operativo che abbiamo messo in piedi. Il generale Figliuolo e il suo staff portano con sé un modello Veneto che può essere replicato in altre situazioni meno performanti dello stivale. E infatti lo ha detto, nel senso che ha detto che questo è assolutamente un modello, anzi ringraziamo per i complimenti e devo dire che comunque i numeri parlano da sé, nel senso che noi riusciamo veramente con una macchina con il motore minimo a fare circa 40.000 inoculazioni al giorno, quindi dosi al giorno di vaccino, ma se ci dessero più vaccini a 80-100.000 ci arriviamo senza problemi.